abbiamo parlato di territorio, di bellezze venete e di economia. Il collegamento è immediato con il turismo. Abbiamo qui Confindustria il dottor Zanin. Buongiorno, buonasera a tutti. Gian Ernesto Zanin, presidente della sezione turismo di Confindustria Padova. Onorevole Moretti, una domanda secca. Il turismo ha trovato posto nei programmi più o meno elettorali di governi regionali, nazionali, locali negli ultimi 20 anni come settore del futuro, lo sviluppo, la miniera d'oro dell'Italia e quant'altro. Poi il giorno dopo le elezioni gli assessori erano sempre di serie B e anche le loro promesse di confrontarsi con gli imprenditori, chi fa turismo, chi vive nel turismo. Ricordo a tutti, ma credo che non sia un segreto, è un settore di una dinamicità spaventosa, cambia con una rapidità incredibile e quindi è normale che un politico di turismo, fra virgolette, ne capisca poco. Allora la domanda è la seguente, al di là credo che lei condivida dell'importanza del settore. Intanto se ha delle suggestioni e delle idee di sviluppo in materia. Ma forse cosa ancora più importante, quanto lei è disposta o sarebbe disposta a condividere con chi nel turismo sta in prima fila tutte le mattine e apre le sue aziende tutte le mattine una serie di azioni programmatiche, una serie di azioni fra virgolette anche di governo, perché se no corriamo il rischio di andare in giro per il mondo spendendo milioni, perché non è che poi non li spendiamo, a tirare per aria dei volantini che non legge nessuno o che qualcuno magari non capisce. Le faccio poi questa domanda perché ricordo anche agli amici che sono qui, invece in materia di turismo la Regione ha una competenza esclusiva, quindi qui possiamo toccare Sarà forse perché i turisti non votano? Guardi, prego, lei tocca Alessandra uno Moretti. dei temi a me più cari, e cioè quando la politica non è in grado di avere una visione. Quando tu hai un progetto per la tua regione, quando hai una visione per la tua regione, devi anche, come dire, superare quella logica del consenso immediato, ma devi dire: ragazzi, io ho un pensiero, ho un'idea, voglio portare il Veneto là. Per raggiungere quell'obiettivo dobbiamo fare dei sacrifici, ok, li facciamo, però sappiate che io vi voglio portare là. Allora, anche dal punto di vista turistico, pensare insieme agli operatori turistici, ai commercianti, a quelli che sono ogni giorno in trincea per favorire, per attrarre, no? Quindi penso agli industriali, penso a tutte le categorie economiche e sociali che su questo sono esposti. Un pacchetto del Veneto da promuovere. Noi abbiamo mare, montagne, città d'arte, percorsi straordinari, una bellezza straordinaria. La promuoviamo attraverso strumenti che sono arcaici. Noi non abbiamo neanche la messa in rete, non riusciamo a fare sistema, non riusciamo a fare organizzazione, non riusciamo a pianificare un progetto sul turismo. E guardi che, come dice lei, basterebbe ascoltare. Cioè, che cos'è che non fanno i politici oggi e che invece i sindaci o gli amministratori locali sono sempre abituati a fare? Andare tra la gente, ascoltare quello che mi dice la persona che ne sa più di me perché vive i problemi sulla propria pelle ogni giorno e dire: prendo appunti, vi ascolto tutti, faccio io la regia perché devo io essere il politico che poi pianifica il futuro e vengo da voi con una proposta. Sul turismo dobbiamo fare così perché, a mio avviso, in questi anni si sono spesi quattrini su quattrini, un sacco di milioni di euro con degli strumenti che non hanno affatto promosso la nostra terra. Guardi, lo dice una che è in Europa e sente parlare del Veneto dai propri colleghi ungheresi, francesi, tedeschi, inglesi, ci dicono: la vostra terra è meravigliosa. Venezia, Verona, Padova, Bassano, Vicenza. Pensi l'operazione che a Vicenza hanno fatto sulla Basilica Palladiana mettendo insieme pubblico e privato. La sinergia tra pubblico e privato. Quanti imprenditori illuminati vorrebbero investire in arte, in cultura e in turismo? Se ne avessero la possibilità e se avessero un progetto preciso
bello, innovativo da sostenere. Io sono convinta che il Veneto è pieno di imprenditori che ci metterebbero anche dei quattrini se il progetto fosse davvero un progetto interessante. Ecco, io credo che dobbiamo fare sistema e io ho voglia di spendermi prima di tutto ascoltando chi ne sa più di me.